Allora, però immagino, preside, che non ci sia solo Chioggia. No, attualmente Chioggia è uno dei tre. Quindi Chioggia è eh, consigliato per coloro che avessero ma dei giovani che guardi, vogliono darsi da fare in questo settore, in va realtà abbiamo bene. una fortuna. La provincia di Venezia ha una dislocazione dei centri di formazione che corrispondono alla realtà del territorio, per cui abbiamo Chioggia che punta di più sul settore turistico alberghiero, vista la vocazione di Chioggia. Abbiamo San Donà che punta di più sul settore dell'artigianato, visto la realtà industriale e San Donà artigianale. Chioggia, San Donà quindi artigianato. Esatto, Che sì. tipo di, spieghiamo? Quindi abbiamo riparazione veicoli a motore, la meccanica, abbiamo la termoidraulica che stiamo rivalutando, naturalmente con la termoidraulica anche legato al settore in parte elettrico, e poi abbiamo il CAD e altre figure legate comunque all'industria. Quindi il Veneto orientale lo copriamo con questa situazione qua. L'area centrale, che è la nostra sede a Marghera, invece la copriamo con i servizi, sia i servizi classici, che può essere il servizio alla persona, quindi l'acconciatore, sia con figure legate all'informatica o al commercio come il visual merchandising, come l'arredatore di interni, come sempre anche qua contabilità paghe. Quindi ogni realtà ha la sua specificità. Questo perché i centri di formazione nascono a servizio del territorio, non sono scuole che nascono dalla Campati mente in di aria, cioè fuori. qualcuno, esatto, per dare un'opportunità ai ragazzi di formazione e basta, ma sono legati al territorio, nascono viste le esigenze del territorio per dare una formazione specifica in quella specifica area. Anche riqualificazione, perché molti in questi comparti sono rimasti fuori dal mercato del lavoro. Sì, sì, ovviamente sì, abbiamo la formazione, alcuni settori però tirano comunque, perché il dual merchandising fino a un paio d'anni fa la collocazione avveniva. Abbiamo ancora delle collocazioni anche se sembra strano, nel settore della contabilità paghe. Vabbè, L'anno infatti, scorso ci ha dato anche molte se sembra soddisfazioni. strano. No, no, sembra strano, dico sembra strano. Sì, Obiettivamente no, oggi sembra obiettivamente. Sembra strano. strano perché ovviamente Purtroppo. i consulenti di lavoro, molti lavorano con ditte artigiane, noi sappiamo che le ditte artigiane sono un po' in difficoltà, sono un po' sotto stress e quindi, però in realtà essendo figure specifiche, preparate, siamo riusciti anche quelle a collocarle. Naturalmente non sono più i numeri di 5-6 anni fa, però naturalmente Chioggia adesso lì è stata un'istruzione, ma quando noi raggiungiamo già un 50%, sento anche i miei colleghi, in realtà sono già dei buoni livelli, perché poi questa è la realtà. Ecco. Poi va detto che la struttura di San Donà, come ha detto il preside che si occupa della meccanica, no, motori, noi lì in quella zona abbiamo una concorrente fortissima come scuola di centro di formazione professionale, però devo dire che è validissima, è una concorrente validissima. Devo dire che noi non facciamo nemmeno tanta pubblicità, anche perché abbiamo dei numeri ben precisi, come dire, non Di possiamo entrata, sforare, anche perché la certo. Regione ci ha dato un input di numeri e dobbiamo stabilirli, anche perché poi sforiamo dal nostro budget, però noi facciamo fatica perché alla fine, fatica al contrario, dobbiamo lasciare a casa purtroppo, ahimè, a malincuore, diversi Alcuni. ragazzi e questo ci dispiace. Per Sì, ben 3 volte questa in 20 anni sono partito da zero in ditte diverse, dal gradino più basso sono arrivata a capo, direttore e la formazione l'ho fatta sul posto con tutta la volontà, tutte chiuse per crisi le ultime 2 nel giro di 4 anni, non la capacità che mi manca, chi ha voglia di lavorare il lavoro che manca. Possiamo dare torto al nostro Eh. telespettatore, ha ragione, è il lavoro che manca, però dobbiamo cercare, faccio un discorso un po' particolare perché è difficile, ripeto, soprattutto quando ti trovi persone, padri di famiglia, che la sera non sanno cosa dare ai propri figli da mangiare. E, credetemi, ho avuto diverse persone che vengono, quotidianamente vengono da me per essere aiutati a trovare un lavoro. È vero quello che ha detto il nostro telespettatore, però è più vero che dobbiamo cercare di cambiare noi atteggiamento. Lo so che è difficile, lo dico io e uno può dire ma lei assessore la sua paga ce l'ha, sono d'accordo con questa obiezione, però dobbiamo cercare di cambiare e noi nel nostro piccolo come amministratore, io di una provincia come Venezia, con
parliamoci chiaramente, soldini pochissimi, perché veramente abbiamo avuto pochissimi soldi in questi anni, e soprattutto di questi 5 anni, e questo chiaramente ti fa pensare, in questi 5 anni noi non abbiamo più avuto un soldo dai fondi europei, dove anni fa invece arrivavano e si potevano fare progetti, ecco, come dire, quelle formazioni, non voglio dire che sono state gestite male, però dico, oggi come oggi forse sarebbero state utili, proprio perché effettivamente avevamo bisogno Sono arrivate quando forse non ce n'era così bisogno. Esatto, progetti che alla fine, come dire, io sono arrivato 5 anni fa e la prima cosa che mi hanno detto i miei, qui abbiamo un nostro funzionario della provincia di Venezia, mi hanno detto, assessore, basta, soldi da parte dell'Europa non ci arrivano più, quindi non... Bene, perfetto, però ci arrivavano i disoccupati e ci arrivava il tasso di disoccupazione che aumentava sempre di più, anno dopo anno. Assolutamente. Sì, no, volevo precisare tra l'altro che noi continuiamo a garantire, nonostante tutto, la gratuità ai nostri corsi, cioè certo. Chi fa il nostro corso non spende una lira, non spende Quindi le scuole un euro. di formazione professionale della provincia sono gratuite? Fino ad oggi sono completamente gratuite, che siano minori, che siano adulti, non spendono una lira. Naturalmente noi stiamo svuotando il mare con cucchiaino, cioè rispetto alla massa di persone disoccupate che arrivano, noi purtroppo siamo costretti, quasi come la Bocconi, ad avere una lista di attesa, ma anche per la formazione iniziale non riusciamo ad accogliere tutti quanti, proprio perché a differenza delle altre scuole che arrivano gli allievi sulla base di questo ci danno il budget, noi abbiamo un budget e sulla base di quello dobbiamo costruire i percorsi. Cosa abbiamo fatto quando la Regione ci ha tagliato? Naturalmente ci siamo tirati sulle maniche e poi abbiamo in tutti i corsi abbiamo aumentato il numero di persone che eravamo in grado di accogliere. In molti corsi, sui corsi per adulti, noi addirittura facciamo il doppio di quello che ci chiede la Regione. Dove la Regione ci dice di fare 10, noi facciamo 20, dove ci dice di fare 15, noi ne facciamo 25, proprio perché capiamo che la situazione ci richiede questo. Noi però, nonostante questo, non riusciamo ad accogliere tutti e ovviamente procediamo con criteri oggettivi di selezione, che può essere l'età, che può essere altre situazioni, però quello che cerchiamo di fare lo facciamo bene. Un'altra cosa, se mi permette di dire, è che rispetto proprio anche al messaggio dell'utente di prima, io mi sono accorto che veramente tutte le persone che vengono a chiederci di poter frequentare i nostri corsi da adulti hanno una estrema dignità. Cioè io vedo veramente una voglia di mettersi in gioco e una dignità che nonostante purtroppo 4-5 anni di questa situazione ancora mi sorprendono. Per fortuna, mamma mia. C'è una telefonata, pronto? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? La provincia di Venezia, sono Augusto. Sì, signor Augusto, dica. Niente, sto assistendo qua ultimamente che si comincia a parlare sempre ogni giorno di più, tu sei fascista, tu sei qua, tu sei là, ma non riesco a rendermi conto, ma sti fascisti alla fine quanto bastardi erano. Ma dove, scusi, dove se ne parla? Noi stiamo parlando di lavoro adesso, a che proposito sta tirando fuori questo discorso? Noi stiamo parlando di lavoro, lei a che proposito tira fuori questo discorso? Non c'entra anche, sì, c'entra anche un po' il lavoro, perché durante il ventennio fascista mi sembra che le bonifiche su Sardona Attese, giù all'Agro Pontino, di qua di là, sono state effettuate con gli architetti dei fascisti, ma cosa hanno fatto i signori, eccetto la ricostruzione dopo guerra, e ripeto, dopo guerra, cosa hanno fatto di più? Guardi, facciamo così. Hanno mangiato soldi e basta. Sì. Se non altro bisogna dare merito al fascismo, che qualcosa di più, ferrovie, o scuole, pensioni e quello che è, lo hanno fatto le colonie per i ragazzi, si vanno a studiare qualcosa, perché stanno a denigrare sempre i fascisti.
Va bene, lei probabilmente si collega a dei discorsi fatti con altre persone. Comunque la ringrazio dell'intervento, magari si potrebbe dedicare anche a questo argomento alcune parole, però non abbiamo gli ospiti che possono farlo. La telefonata quando abbiamo altri ospiti, magari si parla di politica in generale. Grazie comunque. Assessore, quanto diceva il preside è molto interessante, io però vorrei collegarmi anche a un altro ruolo della provincia e poi capire secondo lei dopo dicembre che cosa andrà a succedere di queste competenze. No, viene da ridere perché per quanto riguarda quello che sta accadendo e come ci hanno anche messo in condizioni di lavorare anche male, parliamoci chiaramente. No? Infatti no, perché dice, voi seguite gli istituti professionali, appunto come vanno i centri di formazione professionali, i dati che avete anche a disposizione, questo è interessante. Beh, il settore del lavoro. Esatto, poi il settore del lavoro, secondo lei chi si prefigura che potrebbe seguirlo anche un domani? Ma guardi, è ancora in alto mare, ma io credo, allora, per quanto riguarda la provincia di Venezia, noi diventeremo città metropolitana, no? Cioè, da decina di città. 10 città in Italia, tra cui anche chiaramente Venezia. E quindi bisogna capire le competenze. Ne parlavamo in macchina mentre stavamo venendo qui. Il dottor Boscarato mi chiedeva, ma Assessore, ma cosa facciamo con le province, con le nostre competenze, no? Dove vanno, cosa faranno? È tutto in alto mare. Io mi auguro che saranno seguite sempre dal territorio, che è importante, che è fondamentale. Non ci sarà una delega per il lavoro alla Regione? Le nostre deleghe sono tutte deleghe che praticamente ci arrivano appunto dalla Regione e soprattutto quella del lavoro e quelle dei centri di formazione professionale. Ma se la provincia ha delle serie difficoltà per gestire i centri di formazione professionale, perché alcuni vanno bene, altri no, come vede che dalla Regione si possa intraprendere un percorso più legato al territorio, ai fabbisogni del territorio, come giustamente il preside diceva, San Donatese è diverso dalla zona di Venezia. Certo, di Marghera, di Venezia, e possiamo immaginare che poi Rovigo sia completamente, cioè ci sono delle peculiarità specifiche. Per quello le dico, obiettivamente io spero che veramente rimanga le competenze come sono della provincia in questo momento, quella poi del settore lavoro e quella automaticamente dei centri di formazione professionale rimanga in capo alla città metropolitana. Esatto. Che sarebbe fondamentale. Poi, ripeto, poi c'è tutto il problema delle altre province, ma da vedere come gestirle. Come gestirle, insomma. Ma i centri dovrebbero continuare ad esistere, i centri di formazione? Io dico di sì, perché ci ho creduto 4 anni fa, appunto quando la Regione, ma non per attaccare la Regione, ci mancherebbe altro, io con la Regione abbiamo collaborato, con l'assessore Donazzano abbiamo collaborato in questi 5 anni, forse come non mai con gli altri, ma obiettivamente la Regione in quel momento lì doveva fare una scelta e l'ha fatta in questo modo. Io ripeto, ho ritenuto che dovevamo tenerle. Poi dispiace per come hanno gestito le province, perché effettivamente le province, la provincia di Venezia è una provincia che chiude in attivo. No, infatti questa è... Noi chiudiamo in attivo, noi paghiamo i nostri fornitori dai 20 ai 30 giorni, sfido quale ente pubblico paga i fornitori dai 15 ai 30 giorni e quindi insomma effettivamente è stato, però noi capiamo se questo serve per salvare l'Italia o serve per salvare l'inizio dell'Italia, bene, io dico benissimo, però attenzione, non perdiamo il territorio. Assolutamente, dopo rispondiamo anche al messaggio che è abbastanza chiaro, andiamo prima in pubblicità, pochi secondi.